Signor Ministro della Giustizia, il 29 ottobre prossimo si terrà l'udienza preliminare per stabilire se il rinviare a giudizio i rappresentanti dello Stato che hanno colluso con i mafiosi commettendo il reato di violenza o minaccia ad organi dello Stato. Il 26 settembre, in una mozione dell'Italia dei Valori, il Governo ha detto che non poteva saperlo se costituirsi o meno all'udienza preliminare perché, pur avendo ricevuto gli atti, non ancora aveva avuto modo di leggerli e quindi non poteva prendere motivata decisione. Parole sue, signor Ministro. La domanda che noi le poniamo: dal 26 settembre ad oggi ha avuto modo di leggere gli atti e ha avuto modo di prendere una motivata decisione? E quale motivata decisione ha avuto modo di prendere, tenuto anche conto che sempre il 26 settembre l'intero Parlamento le ha ordinato di costituirsi parte civile ai sensi dell'articolo 79 del Codice di procedura penale? Il Ministro della Giustizia Paola Severino Di Benedetto può rispondere. Prego. Grazie Presidente. Illustri onorevoli, a me fa sempre piacere rispondere alle richieste del Parlamento e l'ho sempre fatto tempestivamente. Ma ella o voi certamente non ignorate che le decisioni inerenti alla costituzione di parte civile fanno capo alla persona offesa dal reato, che nel caso di specie è stata individuata nel Consiglio dei Ministri in persona del suo Presidente pro tempore. Tanto è vero che vedo che originariamente l'interrogazione era stata indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma non vi preoccupate, rispondo. Proprio perché ritengo mio dovere rispondere. Risponderò nel merito, non nella forma. Dicevo, prima l'onorevole Di Pietro stava dicendo, ripetendo mie affermazioni che vorrei puntualizzare. Non ho detto di aver ricevuto la notifica di tutti gli atti, ma di aver ricevuto il 26 settembre, non io ovviamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma condivido con la Presidenza del Consiglio dei Ministri questa conoscenza, la notifica dell'avviso di udienza preliminare. Vengo al merito, perché, ripeto, era solo una puntualizzazione ex legge. Non è mio costume, né costume di questo Governo, sottrarsi alle richieste. Posso quindi riferire che l'Avvocatura dello Stato sta fornendo il suo supporto tecnico alla Presidenza del Consiglio, così come richiesto dall'articolo 1, comma 3 della legge numero 3 del 1991, che subordina la costituzione di parte civile dello Stato all'autorizzazione del Consiglio dei Ministri e prevede che tale autorizzazione venga concessa previo parere dell'ufficio dell'Avvocatura competente alla trattazione del procedimento. Vorrei anche rassicurare il Parlamento del fatto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri sta valutando con la massima attenzione ed approfondimento il tema, riservandosi nei prossimi giorni e comunque in tempo utile per l'eventuale costituzione di parte civile già nella fase dell'udienza preliminare, che si terrà, come è noto, il 29 ottobre, di assumere una decisione condivisa e collegiale in sede di Consiglio dei Ministri, come l'importanza della questione richiede. Sottolineo in tempo utile perché nonostante che i faldoni del processo consistano in 120 volumi, saremo in tempo utile per una decisione del Consiglio dei Ministri che mi sembra doverosa per una materia così importante, per un processo così importante, la cui importanza abbiamo sempre sottolineato. Credo e spero che quindi anche sotto il profilo soggettivo-oggettivo sia chiaro il perché della mia risposta, nel senso che ci sarà un Consiglio dei Ministri che collegialmente deciderà. In tempo utile. Grazie. La replica l'onorevole Di Pietro. Prego. Prendo atto, signor Ministro, che in una questione del genere bisogna rivolgersi al Governo e non al Ministro della Giustizia, ma a me pareva di sapere che il Ministro della Giustizia fa parte del Governo e che quindi prima di venire a rispondere si confronti con gli altri membri del Governo. Prendo atto che ad oggi dite che non ancora avete avuto modo di leggere i 120 volumi che vi sono stati inviati, ma in realtà li dovete aver letti per forza, perché quella stessa Avvocatura dello Stato è la stessa Avvocatura che ha fatto il conflitto di attribuzione con la Procura di Palermo in relazione alla questione richiesta
appunto dal Capo dello Stato, e siccome si tratta dello stesso processo, far finta di non averli lette quando non conviene mi sembra un comportamento molto da Ponzio Pilato. Prendo atto che prima del 29 di ottobre, che però è fra 5 giorni, dovete dirci se vi costituite parte civile o meno. Io dico che mercoledì prossimo ci rivediamo qui, perché tornerò a riproporre la questione e tornerò a sapere se vi siete costituite e perché eventualmente non vi costituite. Una cosa è certa, che lo dobbiamo, questa costituzione di parte civile, non fosse altro che alla memoria di una persona per bene, il dottor D'Ambrosio, consulente del Capo dello Stato, il quale il 18 giugno 2012, come ha riferito lo stesso Capo dello Stato nelle lettere che ha reso pubbliche tra lui e D'Ambrosio, il 18 giugno 2012 il dottor D'Ambrosio ha scritto: lei sa, signor Presidente, che non ho esitato a fare cenno di episodi 89-93, che ho il timore di essere allora stato considerato solo un ingenuo e utile scriba di cose utili a fungere da scuola per indicibili accordo, da scudo per indicibili accordi. Voglio chiedere una cosa: quali sono stati questi indicibili accordi di cui il dottor D'Ambrosio ha dovuto fare da scudo? Voi avete il dovere di andare a verificarlo costituendovi parte civile. Se non lo fate diventate complici. E quanto tempo ci vuole per decidere una cosa del genere? Perché aspettate fino all'ultimo momento? Sono 4 volte che noi ve lo stiamo chiedendo. Possibile che per costituirsi parte civile avete bisogno di chi ve lo dice cosa fare? Una cosa del genere dovreste sentirlo nel cuore prima che nella ragione. Grazie.